Questa è una piccola azienda polifunzionale perché abbiamo pascoli per le vacche, abbiamo i maiali, le galline, la serra e l'orto esterno. Ha sede nel comune di Vittorio Veneto l'azienda agricola Castello di Formeniga, realtà polifunzionale che grazie all'adesione al progetto PPL, piccole produzioni locali, oggi riesce ad offrire al consumatore anche una vasta gamma di referenze autoprodotte. La PPL ci consente di lavorare in ambiente domestico dei prodotti primari della terra, quindi il latte, quindi i salumi e tante anche altre cose. Questa è una grande agevolazione perché non serve un laboratorio apposta, ma è un laboratorio che è all'interno dell'abitazione e quindi dal punto di vista dell'investimento è molto più basso e è fattibile, infatti sono nate tantissime PPL. Tra i prodotti trasformati, Per quanto riguarda i salumi sono i classici, quindi soppressa, il salame, facciamo anche qualche speck, dopo i pezzi grossi, il lardo, eccetera. Alcuni maiali invece vengono passati direttamente in agriturismo per fare la carne perché poi cuciniamo e quindi facciamo il pulled pork per esempio, le costicine. Mentre il latte viene trasformato in un po' tutti i tipi di formaggi possibili, essendo io casaro, quindi riesco a fare una varietà di prodotti molto ampia. una realtà che è anche fattoria didattica, capace di catturare l'attenzione di allievi da tutto il mondo. Ho allievi in 74 paesi del mondo che partono, prendono l'aereo, il treno e arrivano qua, stanno qua una settimana proprio per questo aspetto legato alla trasformazione del latte. E Carlo è solo uno dei tanti soci col Diretti Treviso che alle piccole produzioni locali offre assistenza formativa, fiscale e amministrativa. Le piccole produzioni locali hanno un vantaggio enorme, la possibilità di accorciare la filiera e quindi di arrivare direttamente al consumatore finale attraverso un processo di produzione che trasformi appunto la materia prima. Così in questo modo riusciamo a porre in essere quelle che sono tutte le caratteristiche già acquisite con la legge di orientamento e mettiamo nelle condizioni le nostre imprese appunto di produrre maggior reddito.